Protagonisti di Sardegna, nuova puntata. Con grande piacere abbiamo come ospite Umberto Opus, giornalista, sindaco di Mandas, scrittore, politico, ma soprattutto Umberto, consentimelo, amico, quindi ben trovato. Un grande amico, quindi sono un po' a caso, buonasera a tutti. Per me oggi è un doppio piacere essere con voi, ma soprattutto essere con Roberto, con cui condividiamo una bellissima amicizia. Assolutamente sì, confermo, anche perché in quel di Mandas avremo modo di parlare di questo paese, ci ritroviamo ogni tanto per raccontarci delle nostre vite, ma soprattutto per progettare cose belle. E Umberto in questo è davvero un maestro, perché lui è una valanga di idee. Io non so quanto tempo tu possa dedicare al sonno in questo caso, perché stai sempre lavorando su qualcosa. Il sonno è una cosa che non mi ha mai appassionato, cioè il riposo canonico di quelle 4-5 ore e poi il tempo va vissuto. E vivere il tempo e costruire il futuro, non solo ricordare il passato, che a me poi piace anche tanto. E Umberto in questi casi riesce davvero a tenere quel filo della memoria che poi mette per iscritto, guardando al futuro per costruire sempre e portare avanti dei messaggi importanti. Ma sono convinto che la Sardegna abbia una missione: capire il passato per costruire il futuro. Noi facciamo un errore che è un po' l'errore classico, di pensare che il futuro si possa costruire senza guardare a quello che è stato la nostra storia, quello che è stato il nostro costruire nei millenni, quella che è la realtà che noi oggi viviamo. Se la Sardegna umilmente capisse quello che siamo stati, potrebbe essere veramente un grande volano come isola per il futuro del Mediterraneo, ma anche dell'intera nazione. Ma questo vuol dire in qualche modo studiare e riappropriarci di un qualcosa che molte volte viene tenuto a margine? Io dico sempre una cosa che è la più elementare, che tra l'altro ci hanno fatto studiare a scuola. Erodoto, che tutti conoscono, nel VI secolo a.C., parlando di un certo Biante di Priene, Biante di Priene diceva ai greci di allora, nella guerra che avevano nelle loro lande, che finite di guerreggiare e andatevene in Sardegna, un'isola bella e felice. Lo raccontava 2600 anni fa. Un grande greco di allora, un uomo di cultura, quindi se consigliava, come se fosse una sorta di promoter turistico di allora, di venire in Sardegna, qualcosa di vero c'era dell'isola di Nuraghi. Noi non abbiamo mai esaminato, scandagliato, capito quello che realmente siamo stati. Ecco che l'isola di Nuraghi, l'isola degli 8000 torri, come noi raccontiamo, se fosse letta in prospettiva sarebbe il nostro futuro realizzato, ma di prosperità, di sviluppo, di ricchezza. Che vuol dire archeologia, vuol dire cultura, vuol dire crescere in un mondo dove è vero che qualcuno ha detto, sbagliando, che dalla cultura non si mangia. Ma sono convinto che dalla cultura si può crescere, mangiare e prosperare. Si fa cultura turistica, cultura agricola, cultura... Io cito sempre una categoria che non è mai stata capita bene in Sardegna, che è quella dei pastori, che oggi tutti chiamiamo allevatori, non sono ancora fermo a un'accezione antica. Il pastore è sempre stato in tutte le culture mediterranee un elemento fondamentale, al pari del contadino. Se noi ripartiamo da quelle due grandi figure, pastore e contadino, costruiamo una grande isola che è anche mare oggi. Ma il mare non può fare a meno di quello che è stata una storia di cultura nelle zone interne dell'isola, quindi paesaggio, ambiente, natura e tradizione soprattutto. Molte volte ci appassionano magari nuovi contenuti che neanche conosciamo e invece dovremmo viaggiare, come dicevi tu, alla scoperta, ma soprattutto nella conoscenza di ciò che è stato, che ha portato tanti frutti. Umberto, il piacere di parlare non mi ha dato la possibilità poi di avviare la nostra clessidra che detta il tempo, uomo di cultura, ma possiamo parlare anche di politica? Soprattutto di politica. E allora ti faccio subito una domanda, ma perché sempre meno le persone si stanno affezionando alla politica? In qualche modo vorrei partire da un concetto. La politica non vuol dire dialogo, ascolto e capacità in qualche modo di occuparsi della polis, della città, ma anche della res publica, quindi di tutto ciò che riguarda tutti. Scomodo un grande papa che è stato Paolo VI. Paolo VI vedeva nella politica la forma più alta della carità cristiana, che era non solo partecipazione,
ed anche la risposta ai problemi quotidiani della gente. Questa è stata la politica intesa da un uomo come è stato Paolo VI, perché poi un po' la condivisione che è stata anche dei grandi filosofi e politologi. Il problema è che oggi si confonde quella grande arte, quella grande forma di carità con un qualcosa che è di uso comune e si è dato un aspetto, un livello deteriore alla politica stessa, quindi non la possono fare tutti. Una cosa è che tutti possono essere giustamente eletti, perché in democrazia in base ai voti uno viene eletto, ma la democrazia prima prevedeva una scelta, una selezione, che prima i partiti esercitavano, quindi c'è una selezione a monte. Oggi invece cosa vediamo? Liste bloccate. I leader, i capi di partito mettono chi è con loro, quindi scelgono una sorta di armi, chiamiamolo così impropriamente, che dirà sempre sì al capo. Ma non c'è quella selezione che un tempo esisteva nella democrazia cristiana, nel Partito Comunista, nei socialisti, dove l'espressione democratica che partiva poi dal basso era evidente nelle grandi realtà a livello regionale ma anche a livello parlamentare. Io che ho frequentato, per mia fortuna, gli ambienti della democrazia cristiana sia sarda sia nazionale, io ho fatto in tempo a conoscere e a discutere con livelli dai De Mita agli Andreotti, dai Martinazzoli agli Andreatta, da Flaminio Piccoli a Fanfani. Un'espressione talmente alta che oggi Fanfani, che veniva chiamato famoso nano maledetto, oggi sarebbe un gigante in positivo della politica nazionale. Ecco perché. E poi una citazione che mi sembra rimasta impressa di Ciriaco De Mita, che prima la politica era dialogo, discussione, confronto, mediazione, rispetto al problema da risolvere. Oggi la politica è urlata. Lo diceva, quando si urla troppo, in un mondo di rumori, non vince l'idea che deve essere quella frutto di una mediazione, ma vince l'idea urlata, che anche se sbagliata, urla di più quello che vince, va avanti quella. E questa è un po' la situazione che noi stiamo vivendo in questo momento storico. Hai parlato di discussione, di dialogo che dovrebbe essere alla base di tutto l'iter politico di chiunque in questo caso, invece ci si trova molte volte a far parte di una squadra di calcio, di tifosi che vanno ad alzare le bandiere per l'uno o per l'altro senza invece entrare nel vivo di quello che la politica invece dovrebbe essere. Hai fotografato la situazione attuale, la tifoseria, che io direi anche la partigianeria. Non si può essere partigiani di una parte o di un'idea se non si entra dentro l'idea stessa, se poi produce un effetto positivo rispetto alla realtà, alla società. Ecco perché io sono sempre del parere che quei grandi politici di un tempo, il caso più emblematico è la nostra Costituzione, che è stata frutto di mesi di mediazione e di confronto fra partiti e idee opposte. In un momento storico dove la frizione tra parti era veramente forte, dove un contrasto evidente. Se pensiamo al 46, 47 e 48, poi la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio, ma le elezioni politiche furono il 18 di aprile del 48, se noi pensiamo allo scontro furibondo tra Democrazia Cristiana e il Fronte Popolare di allora, quindi socialisti e comunisti, nonostante quello scontro, a livello di Costituzione, tutti concorsero a trovare il testo migliore per tutta l'Italia. Ecco perché quelle figure dei vecchi leader comunisti, democristiani, socialisti andrebbero rilette, rivalutate e fatte studiare a chi oggi ha ruoli di governo a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale. Figure che tra l'altro rimangono, come dicevi tu, come punti di riferimento a prescindere da quali siano le opinioni, perché poi le opinioni si costruiscono in base alla conoscenza e a un sentimento che poi si vuole alimentare nel corso del tempo. Invece oggi si ha un pochino l'impressione che tutti abbiano la verità in bocca, ognuno propone anche rispetto ai dati che emergono la propria verità e quindi il cittadino magari si trova così spaesato e si chiede chi è che sta davvero dicendo la cosa giusta? Ma c'è un problema che in un mondo mediatico, dove è un mondo anche di immediatezza della comunicazione, l'aspetto forse deteriore del momento attuale è che
i leader tendono in quel momento a lanciare una proposta, una provocazione che non è figlio di una valutazione collettiva, ma è figlio di in quel momento quel leader, di quel partito, di quella realtà istituzionale esprime. Prima no, il leader prima uscivano dopo le valutazioni collettive fatte dalle direzioni nazionali dei partiti oppure dagli organi di partito o dagli organi istituzionali e riflettevano una posizione che tutti avevano concorso a intraprendere. Oggi quello non esiste più. Oggi il primo leader che si sveglia detta una linea, sbagliata poi o corretta non si capisce mai. Ci sono moltissimi esempi che depongono a questo favore, ma dimostrano che non c'è più quella forma di confronto politico, di dialettica che c'è sempre stato. I social secondo te hanno alimentato un pro o un contro rispetto alla politica? Ma te lo dico leggendoli dal punto di vista dei giovani, perché molti giovani ovviamente si riferiscono a TikTok, si riferiscono a Instagram. Come leggono i messaggi che vengono bypassati dai politici stessi? C'è sempre un dubbio che aleggia sulla frase di Umberto Eco, che i social hanno dato voce anche agli imbecilli di turno. Prima se uno discuteva in piazza, usiamo un termine brutto ma per rendere l'idea, lo scemo del villaggio, restava chiuso nel contesto di quella determinata località, paese o comune. Oggi tutti, essendo il ribaltamento scritto o visivo dall'elemento social, quindi se parliamo di Facebook, dalla parte scritta, dalla parte del video, dalla parte della foto, c'è una riflessione, un ribaltamento di quella realtà che non è filtrata, che produce un effetto di devastazione. Quindi molte volte i social da questo lato sono, che io adoro per la parte della comunicazione, perché garantiscono oggi in un momento storico trasparenza, immediatezza anche delle decisioni di natura politica, se si vuole coinvolgere la popolazione, la cittadinanza, la realtà più ampia. La difficoltà che si ha è che in assenza di filtro di quella comunicazione tutti concorrono a dover esprimere la loro valutazione e quindi non sempre è coerente con le norme, con le leggi, con la morale, con quello che sono il comune vivere e quindi nascono molte volte delle situazioni che hanno paradossalmente l'effetto contrario a quello a cui dovrebbero concorrere. Concentriamoci un secondo sulla nostra Sardegna. I piccoli paesi alimentano poi la bellezza della nostra isola. Molti, secondo alcune indagini, sono destinati a morire nel breve medio termine. Ma si sta facendo qualcosa per salvaguardare i nostri paesi o sullo spopolamento se ne parla, di spopolamento se ne parla solo nei convegni? Bravo, mi salto le parole di bocca. Il problema è che tutti concorrono a fare analisi, tutti concorrono a fare convegni. Il problema è che manca quello che dovrebbe essere fatto da subito, adottare decisione. Perché io che ormai ho superato 50 anni di convegni, ne ho visto tanti dagli anni 80 ad oggi, ho sentito molte analisi, ho sentito molte proposte, però la concretezza è sempre stata assente. E spiego anche il perché. Quando parliamo di interventi di natura politica, parliamo di infrastrutture per esempio, tutti dicono benissimo, concorriamo a sollevare il frutto delle zone interne e delle zone montane. Poi, guarda caso, si va sempre la Sassa di Olbia, la litoranea, tutte strade che, oddio, servono. Ma facciamo la Cagliari 95 per andare a Pula, zona Forte Village, zona mare, la 125, che, guarda caso, hanno creato un enorme anello, una ciambella. Però quando poi ci confrontiamo sulle realtà storiche del Gerrei, della Tregent, della Marmilla, della Barbagia Belvide, della Barbagia Rollai, della Barbagia Seulo, della Ogliastra, ci accorgiamo che manca un po' tutto. Quindi manca un fattore importante per il futuro che è la viabilità. Manca la politica sui servizi, perché è evidente che i giovani restano dove c'è il lavoro. Quindi occorre avere il lavoro garantito sul territorio, una viabilità moderna e soprattutto condizioni di vita che consentono a chi abita in una zona interna di vivere la Serie A e non la Serie C. Il classico esempio di questi mesi devastanti è la sanità. Non si può pensare di chiudere il reparto, di chiudere un ambulatorio, di chiudere realtà come Sorgo, un ospedale,
ridurre ISRI, il pronto soccorso che è ridotto ai minimi termini. Questo vuol dire che se tu cancelli nei territori i servizi, cancelli il futuro di quella realtà. Con una situazione, io uso sempre una battuta per rendere l'idea, perché il mio amico sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, reclama sempre più risorse perché Cagliari deve sopportare ogni giorno l'ingresso in città di centinaia di persone per lavorare. Ecco, se non fossimo obbligati a lavorare su Cagliari, noi tutti siamo contenti di vivere e lavorare nelle nostre realtà dell'interno. E la perequazione non passa solo attraverso tra virgolette, che non è una concessione, perché noi i servizi sanitari li vorremmo nel territorio, siamo obbligati a venire su Cagliari, ma è anche vero che la perequazione presuppone che io, nel caso che mi fa sempre sorridere, nessuno sa che il comune che ha più cacciatori iscritti nella lista elettorale è il comune di Cagliari. Io non ho mai visto cacciatori sparando cinghiali in via Roma o pernici in via Dante o raccogliere asparagi o funghi in Piazza Ienne o in via Smerrione. Tutti si ribaltano sui paesi dell'interno. O un altro tema classico, l'utilizzo dell'acqua pubblica. È vero come è vero che noi abbiamo dato come territori delle zone interne il fiorifiore dei terreni più belli, i migliori, come la Manda, Sorroli, Circosonale, conosco bene, quando si fece il Mulargia, hanno rinunciato ai loro terreni per dare l'acqua a Cagliari, Interland. Cosa ottima. Per l'equazione, nessuna. Noi paradossalmente paghiamo l'acqua come la paghiamo a Cagliari, con la stessa identica bolletta, abbiamo perso il terreno e noi abbiamo uno straccio di irrigazione per i nostri campi. Ecco perché questo pone un problema ulteriore. E quindi un aspetto che riguarda lo spopolamento inteso in tanti termini, quelli che ci hai elencato. Ma è possibile che non migliori mai nulla? Passano gli anni e le persone dicono, invece che ritrovare degli elementi positivi, si pensa sempre in qualche modo, si ha la percezione che si faccia un passo indietro. Ma la risposta è abbastanza semplice. Utilizziamo il censimento del 1961. La Sardegna aveva 1.600.000 abitanti, come ne abbiamo oggi nel 2026. Stessi abitanti con una differenza sostanziale. Nel 61 il territorio sardo era vissuto e abitato in maniera omogenea. Citiamo 3 casi di scuola: Seui quasi 3.800 abitanti, Orroli e Nurri 3.700 e 3.009. Oggi Seui 1.200 abitanti, Nurri e Orroli intorno ai 2.000 abitanti. Quindi hanno perso in tutti e 3 i nuclei abitati circa 2.000 persone per comune. Noi noteremo che da quella dimensione demografica del 61 sono cresciuti Cagliari e il suo Interland, Olbia e il suo Interland, Sasselghero e il loro Interland. Questo perché? Perché le politiche fatte dalla regione Sardegna hanno portato a una devoluzione di abitanti, di risorse, di opportunità, usiamola in questo caso in maniera molto intelligente, la Cosa Smeralda per la zona della Gallura, sfruttata in maniera molto intelligente. Ma Cagliari è cresciuta a una dimensione del territorio suo e dell'Interland intorno ai 450.000 abitanti. Ha prosciugato tutte le comunità dell'interno, come è successo per la zona di Olbia, per la parte del Nuorese o della Sassari Olbia. È evidente che si è fatto qualcosa in negativo, non si è fatto qualcosa in positivo. Cosa bisogna fare? 3 cose elementari. Garantire una fiabilità di supporto. Collegamenti, quelli ferroviari per esempio, che siano veramente da una situazione di Europa o comunque di mondo di serie A nel 2026, e poi la garanzia, solo per i più giovani, che il lavoro si garantisca nella realtà dell'interno. Molti dicono, cosa si può fare? La cosa più elementare del mondo. Io ho avuto la fortuna di conoscere molto bene la comunità di Goni, che è uno dei più grandi circoli megalitici, un parco di miniere più grandi di Europa. Come battuta, come sempre, cosa succede? Che se fosse chiamata Gone Age avrebbe avuto 2 milioni di visitatori come li ha Stone Age in Inghilterra. Purtroppo i Goni, ci fermiamo a quei 15.000
visitatori e col dramma, perché secondo me è un dramma, che i sardi non conoscono quel tipo di realtà del circolo di Menhir, di Goni. Se si capisse che noi possiamo creare condizioni di sviluppo per i nostri laureati in archeologia, in gestione di beni culturali, quella realtà di gestione di Goni, di Spalaza, Isri, di tutte le realtà archeologiche sarde, saremmo la Sardegna un museo a cielo aperto, se vogliamo quel tipo di occupazione in quel settore culturale. La cultura deve diventare un fattore economico di qualità, non ho visto un fattore diseconomico di quantità. Ecco perché qui bisogna discutere e discorrere. Altrimenti, torniamo alla tua domanda iniziale sul ruolo della politica, non si capirà mai perché noi abbiamo lo chiamo ancora carrozzone come Forestas, con 4.300 dipendenti, la cui produttività è legata a 2.200 dipendenti. Ma le foreste sarde o i boschi sardi non sono come i boschi e le foreste degli Stati Uniti e del Canada, dove producono risorse e producono un'economia che vive da quei boschi e da quelle foreste. Ecco perché basta poco per ribaltare la prospettiva. È talmente elementare, come dici tu, che non ci si arriva e quindi si pensa che non si voglia ovviamente in qualche modo arrivare. Io invece voglio arrivare a Mandas per parlare del tuo paese, di questa comunità, però la domanda è riferita al sindaco. È il front office di lamentele oppure il sindaco può ancora muoversi per dare forza alle comunità? Molte volte ci sono dei giovani che con entusiasmo e anche con tanta carica decidono di candidarsi, poi nei primi mesi di mandato vengono sommersi da aspetti burocratici, da tante missioni da compiere che li vedono in qualche modo passivi rispetto a quello che invece la comunità gli chiede. Che cosa rappresenta e che poteri ha oggi il sindaco di una comunità? Io dico sempre che se uno vuol sognare dovrebbe fare il sindaco, perché un sindaco sognatore può modificare la realtà della sua comunità e del suo territorio. È evidente che il sognatore che vuole attuare delle politiche di sviluppo della sua comunità deve tener conto poi della realtà oggettiva, quindi di una struttura burocratica regionale e nazionale che paradossalmente invoca ogni giorno la semplificazione e poi produce la complicazione. Abbiamo una realtà dove negli ultimi 20 anni si è iperburocratizzato un po' tutto, quindi siamo sempre più soggetti come comuni a vivere di scelte regionali o nazionali sui vari settori. Se lo Stato e la Regione capiscono che anche lì con vere leggi di riforma, di semplificazione reale e non virtuale, le sorti cambierebbero. Cito un caso di scuola, che è quello sul paesaggio. Siamo forse l'unica regione, o siamo due regioni d'Italia, che noi per produrre zia Marietta di Mandas o zia Antonico di Mandas per cambiare 2 tegole in centro storico devono chiedere le pareri del paesaggio e soprintendenza. Cioè, semplifichiamo e creiamo condizioni di crescita. Questo vuol dire tempi lunghissimi molte volte. No, molte volte sono minimo 6 mesi per stupidaggine. Ecco perché su molte cose si dovrebbe andare più veloci. Ma io sono convinto che i giovani che si affacciano alla politica con la visione del giovane sognatore e con chi crede, perché solamente deve crederci, che si possono cambiare le cose, si può fare. Naturalmente la passione deve essere prioritaria su tutto, oggi unita a una buona dose di competenza, perché oggi si deve amministrare con competenza, altrimenti non si va da nessuna parte. Poi c'è un terzo elemento che io non voglio sempre, lo ricordo a tutti, che avvicinarsi alla cosa pubblica è anche il dimensionamento di quello che è la capacità di ribaltare sul pubblico l'interesse privato, che non è l'interesse classico di voglio qualcosa, è l'interesse di dire se io a casa mia voglio il bello, voglio il salotto bello, voglio l'interesse di avere la camera da letto bella, la cucina bella, il paese riflette la casa di ognuno di noi. Più bello il salotto, più bello il paese, più bella la camera da letto, più bello il paese, più bella la cucina, più bello tutto. Quindi se noi allarghiamo il concetto della propria casa a quello che è l'aspetto della comunità, i paesi sarebbero belli, perché c'è chi ha la passione per la musica, la passione per le feste, per le tradizioni, per il teatro, quindi ognuno potrebbe dare qualcosa di più.
A Umberto senza ombra di dubbio piace sognare, ma soprattutto piace far sognare, in questo caso anche ai suoi abitanti, alla comunità che rappresenta. Ci ritroviamo spesso insieme anche in occasioni di pranzi e cene, ma devo dire che gli inviti di Umberto sono accompagnati sempre da una buona dose di cultura. In queste cene molto spesso ci sono dei personaggi illustri. Da poco Roberto Giacobbo ha aperto una finestra su Mediaset che riguardava la comunità di Mandas, e penso che tra questi sogni che tu hai alimentato, parlavo prima di farli vivere direttamente alla comunità, c'è stato quello di cambiare canale e ritrovare davvero le bellezze di Mandas in prima linea in una serata che sposa il pubblico nazionale. Una prima serata di sabato sera addirittura su Mediaset, quindi dalle 21:30 con 7 servizi tarati sui primi treni di Caracalla a Roma, San Gennaro a Napoli, Leonardo da Vinci, l'ultima cena a Milano, il quarto da Mandas, e poi seguiva le piramidi d'Egitto, Machu Picchu, quindi la realtà internazionale. Trovare come piccola realtà promosse su quel pubblico nazionale è stata una grandissima soddisfazione, che ripaga del lavoro che abbiamo fatto, perché la riflessione che si è fatta poi su questa trasmissione, che si è raccontato tutto ciò che ho detto all'inizio, che la storia ci ha lasciato, che tutto ciò che si è raccontato non è altro che la scoperta dell'area archeologica, di quello che è stata l'epopea del Ducato, di quello che è stata una dimensione dei tribunali, della morale del Cinquecento, quando tutte cose elementari che hanno avuto una dimensione nazionale. Ecco perché poi da Roberto Giacobbo a molti altri si può raccontare la storia attraverso quello che noi siamo stati, senza inventarci grandi epopee di ricercatori o di grandi usatori, ma abbiamo tanto da raccontare. E Mandas in questo senso diventa un piccolo gioiello di quella comunità che è bella da scoprire, che offre opportunità per stare e vivere appunto il paese, per poterlo vivere da turisti, ma anche per poterlo vivere da comunità e parte attiva. Io cito sempre il caso degli ultime settimane di 4 fratelli di cui uno si è licenziato al lavoro precedente per fare una cosa molto elementare: riprendere l'azienda di famiglia agricola del padre, e hanno sfidato un po' quello che è anche quello che è il contesto locale, e hanno aperto per esempio una cantina di vini, stanno iniziando a fare nuove attività. Vedere i giovani che oggi investono, quella è la dimostrazione che il futuro può essere positivo se però tutti concorrono a fare quel tipo di scelte. E ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, che la cultura su questo frangente è fondamentale, perché noi possiamo fare di tutto, compresa la cultura della produzione dei ceci, delle leguminose, e farlo con una sapienza che oggi sembra sconosciuta, che invece è la cosa più elementare, perché oggi la gente vuole la qualità. Hai parlato di cultura, tra poco ti farò una domanda del tutto particolare che riguarda la nostra Sardegna. Senza cultura non si va da nessuna parte, ma soprattutto è quella cultura che i bambini dovrebbero vivere fin dalle prime espressioni nelle scuole. Se non c'è un percorso culturale nelle scuole che parla di Sardegna, com'è possibile che questi bambini crescano con la passione per la musica, con la passione del territorio, con la passione di qualsiasi cosa sia nata in Sardegna, ma che non trovi poi un respiro ampio? La dimostrazione è che siamo nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, e per molti è ancora una via, una piazza di un paese, non conoscono poi chi è stata realmente Grazia Deledda, oppure quello che era nei suoi romanzi, la sua idea di Sardegna. Abbiamo tanto da fare, la scuola deve fare tanto, perché noi siamo assenti anche da quello contesto scolastico, perché noi impariamo di tutto di più dalle repubbliche marinare, ma non conosciamo i giudicati sardi. Ci insegnano che abbiamo scoperto l'American Colombo, ma non sappiamo poi il ruolo dei sardi anche in quel contesto. Ci hanno insegnato cosa era Roma nella fondazione con Romolo e Remo, ma nessuno dice che noi avevamo Roma dal 753 a.C., ma noi avevamo i nuraghi 700-800 anni prima. Quindi se noi riusciamo un po' a raccontarci, come ci insegnava Erodoto, forse faremo tanti passi in avanti.
Umberto nel corso della sua esistenza sta mettendo nero su bianco tanti ricordi, ma soprattutto il frutto di tanta ricerca che tu porti avanti. Quanti libri hai scritto fino ad oggi? 43, col 44esimo in arrivo su una, ecco anche lì, sarà un libro devoluto alla relazione che fece nel 770 il viceré Allotto de Saillet raccontando i paesi sardi. E racconta la relazione per farci capire cosa erano in quel momento le difficoltà del territorio e quali erano le soluzioni. Dopo 270 anni, tanto abbiamo ancora da cogliere di quegli insegnamenti di allora. E tra queste opere, che sono davvero tante, ce n'è una che ha visto la luce di recente e che racconta Gigi Riva. Sì, è stato un libro scritto con Mario Fadda, molto, molto bello, perché sono 70 interviste ai grandi personaggi di tutta Italia, con i miti del calcio, e li siamo anche emozionati nell'intervistarli, a gente comune che però hanno emblemizzato un qualcosa che mi ha colpito molto, che Gigi Riva era più sardo di molti sardi. Quindi l'orgoglio sardo molte volte non va solo manifestato, per quanto sia molto bello, sventolando i quattro muri, ma molte volte bisogna avere i quattro muri ogni giorno, non solo nei concerti o negli stadi di calcio. A proposito di questo, si parla tanto e ci si riempie molte volte anche la bocca di parola, parlando appunto di lingua sarda. Non ci interessa sapere a quale punto è la valorizzazione della lingua sarda, ma per la lingua sarda si sta facendo qualcosa, secondo Anche te? qui nulla. C'è un problema doppio, che noi abbiamo una difficoltà oggettiva sia dal punto di vista di quello che dovrebbe essere l'insegnamento nelle scuole della lingua sarda, e siamo ancora fermi sul punto della didattica, ma c'è anche un problema legato a quello che poi la mia età è cresciuta parlando la lingua sarda nella quotidiana, e anzi ci ha aiutato a parlare bene l'italiano, e non come pensavano molti fosse un deterrente a parlare bene l'italiano. Anzi, nel caso mio mi ha insegnato molto a parlare anche lo spagnolo, quindi sono delle lingue neolatine, mi ho trovato facilmente con l'italiano e con il sardo anche un accesso facilissimo alla lingua spagnola. Se si capisse questo, noi capiremo che si può ribaltare anche lì una prospettiva. Ma nella vita privata, quando Umberto Opus non scrive, non sta amministrando il suo comune, non sta pensando alla politica, quali hobby ha? Visto che il tempo poi per tutti la giornata è composta da 24 ore. Io ho due grandi passioni. La prima è studiare i documenti antichi, quindi la ricerca quotidiana di tutto ciò che non si sa. Per esempio, una delle cose che farò, spero a breve, una biografia su un grande scrittore sardo del Seicento, che era anche un marchese di Villa Clara, che è José Zatrillas, che scrisse un grande romanzo su Engaños, Desengaños del profano amor. Quindi un letterato sconosciuto in storia, ma conosciuto nella letteratura europea attuale e che voglio valorizzare. Poi la mia passione, lo sanno tutti, che io adoro Tex Willer, Zagor, quindi ho migliaia di fumetti su tutta l'epopea di Bonelli, sia Zagor, sia Tex, sia Comandante Mark, poi anche gli altri case editrici, da Mr. Noir, Grande Black, da Comandante Mark al piccolo Ranger. Quindi per me il fumetto è un po' la dimensione anche del sogno, che poi i grandi disegnatori hanno sempre fatto sognare chi leggeva il fumetto, e noi avendo avuto un grande sardo che era appunto Aurelio Garippini con Galepo, grandi sceneggiatori come Pasquale Ruiu ed altri, il fumetto aiuta a sognare, ma a realizzare attraverso quelle gesta cose nel quotidiano. E queste sono parole da prendere ad esempio. Umberto, il tempo con te vola, è un qualcosa di incredibile, però prima di lasciarci vorrei chiederti una cosa, sempre tornando alla politica. Non ci interessa lo scenario attuale, ma tu al prossimo presidente della regione, se lo dovessi prendere da parte e gli dovessi dare un consiglio oppure scambiare due parole, che cosa gli diresti? Ovviamente sempre parlando nei termini di una Sardegna che merita rispetto, che merita forza rispetto alla propria cultura, alle proprie tradizioni, rispetto a un ruolo non marginale che quest'isola deve avere. Dico al prossimo, l'ho detto al precedente, che noi viviamo di sogni, Sardana, viviamo di storia, di cultura. Facciamo la cosa più elementare del mondo, facciamo diventare l'isola di Sardegna un museo a cielo aperto, che diventerebbe un vulcano
culturale unico al mondo, con tutto quello che abbiamo, aree archeologiche, quindi nuraghi, templi romani, tutto ciò che la Sardegna ha avuto, lo regaliamo al mondo. Ma questo può essere solo un sogno, No, una realtà. Basta fare una delibera di giunta e si fa subito. così semplice. Semplicissimo. Invece di fare 100.000 di cantieri forestali, di cantieri comunali per i marciapiedi, anch'essi molto importanti, 100.000 diventano scavo quotidiano e continuo di tutti quelli che sono le più grandi emergenze archeologiche della Sardegna, oppure il restauro di una basilica, di una chiesa romanica, bizantina, gotico aragonese, quanto vogliamo, e rendere fruibili al grande pubblico. La cultura è questo. La cultura paga. No, la cultura del fare. In questo caso, cultura del fare nella cultura, che sia quella storica, che sia quella archeologica, che sia quella ambientale. Ma chiudiamo con una riflessione molto molto elementare. I primi cristiani hanno costruito le loro chiese dedicate a Santa Maria dove c'erano le sorgenti, quindi Santa Maria di Acqua, dove c'era una sorgente e loro mettevano una chiesa. E non hanno devastato il sito, lo hanno migliorato, lo hanno valorizzato. Ecco, usiamo la cultura dei primi cristiani o degli antichi romani, valorizzare ciò che si ha. Parole semplici, parole che ovviamente meritano attenzione. Un sognatore, un giornalista, sicuramente un profondo conoscitore della nostra isola. Umberto, davvero il tempo è un piacere trascorrerlo in tua compagnia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie.